Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di GTA 5. Come potete ben vedere, quest'oggi ci ritroviamo direttamente qui, pronti a iniziare una nuovissima avventura in compagnia di uno dei personaggi più fighi e incredibili della nostra storia. Allora, ci ritroviamo in centro in questa splendida domenica proprio di agosto. Qui vediamo un po' che ore sono, diamo un'occhiata, sono le 8 del mattino. Attenzione, ci è arrivato un piccolo messaggio. Probabilmente abbiamo avuto la notizia che questo ragazzone chef, a quanto pare, è disponibile per entrare a far parte della nostra banda nel caso dovessimo effettuare qualche colpo. Bene, intanto qualche altra notizia per quanto riguarda i nostri amici. Perfetto, dobbiamo beccarci qualche volta, però questa volta vediamo un po' di analizzare la nostra situazione. Allora, i nostri amici ovviamente ci hanno appena adesso contattato, però prima di uscire di casa, come al solito, il nostro caro amico Trevor si mette davanti a una bella bottiglia di whisky con questa musica anni 70 davanti e prova un pochino a gettar giù qualcosa, perché non si esce fuori di casa senza aver fatto colazione. Bene, siamo a uno, amico mio, mi sa che ne possiamo prendere un altro, perché dobbiamo essere abbastanza svegli di prima mattina per iniziare la nostra storia. Scusatemi ragazzi se in questi ultimi giorni non ho caricato alcun gameplay di GTA 5, però volevo, come dire, sbloccare le attività secondarie che ci permetteranno di andare avanti nella storia, come dire, secondaria, o portare avanti obiettivi che ovviamente sceglieremo noi stessi per divertirci alla grande. Intanto il nostro amico Trevor si sta divertendo un po' a fare colazione, mi sa che abbiamo fatto il pieno, amico mio, mi sa che può bastare, perfetto, possiamo staccarci dal tavolo, benissimo. Allora, come vi dicevo, sono riuscito a sbloccare delle attività in più. Mi sa che da dentro la nostra casa in centro non possiamo far nulla. Vediamo di uscire, anzi proviamo. Ma che cos'era? Abbiamo scambiato il latte per qualche altra cosa. Mi sa che era un po' di Jack Daniels degli anni 70 prodotto in Virginia, quindi mi sa che non è stata proprio una delle più brillanti colazioni. Ce ne stiamo andando, amico mio, tranquillo. Usciamo dalla nostra casa in centro, ragazzi, e dedichiamoci un po' a qualche attività secondaria. Ok, dov'è la nostra macchina preferita? Mamma mia, alle 8 del mattino, completamente fradicio il nostro caro Trevor, proprio in mezzo alla nostra cittadina. Allora, c'è qualcuno che ci può dare un passaggio? Ah, qua c'è qualche bella automobile, vediamo se possiamo prenderla. Ci stiamo svegliando. Oh, non capisco, un accidente. Eccola, dai che ci arriviamo. Dai che ce l'abbiamo fatta. Ah, bella questa macchina. Attenzione, aia. Proprio con le maniche corte dare una bella gomitata a un vetro non è una delle mie migliori idee. Comunque, allora, come vi avevo detto, vediamo un po' adesso di dedicarci alla nostra storia secondaria all'interno di GTA 5. Il nostro caro Trevor è sceso dalle montagne appunto di San Andreas verso Los Santos. La sua base si ritrova a nord, questa sorta di eliporto, come potete vedere, Sandy Shores, che si ritrova quindi nel deserto. Quindi cercheremo di migliorarlo nella maniera migliore, guadagnando un bel po' di soldini illegalmente, portando avanti la nostra storia da criminale di Los Santos. Allora, io avevo visto, come vi avevo detto appunto in passato, attenzione a questa dannata musica, vediamo di spegnerla, dagli un calcione alla radio, Trevor, perfetto. Avevo visto nella sezione di internet, qui proprio nella sezione di viaggi e trasporti, particolari modellini, guardate un po' questo che figo, che potrebbero essere davvero interessanti. Io direi di lanciarci direttamente sul Duster anni 30-40. Eccolo, attenzione. Oh, che cos'è questo rumore? Attenzione, no, la polizia! Ma ci hanno beccato! Maledizione! Non vi ho potuto neanche spiegare cosa avevo intenzione di fare. Lasciatemi in pace, brutti dannati. Abbiamo la nostra cara pistolona da caccia. Vieni qua, bello. Oh, maledizione! Vediamo di partire. Via. Questi ci ammazzano. Andiamocene via. Maledizione, ma perché ci hanno beccato? Non abbiamo fatto niente di male. Ok, vediamo di procedere dritti nella strada principale di Los Santos alla grande. Allora, oh, eccoli, maledetti, lasciatemi in pace, maledetti, andiamocene via. Ok, allora, come vi avevo detto, cercheremo adesso maledizione, dopo aver seminato questa dannata polizia, di ottenere qualche soldino, magari con qualche rapina, con qualche inseguimento con la polizia, per investire i nostri guadagni in qualche bel modellino di automobile o addirittura di aeroplano. Oppure possiamo investire i nostri soldi in qualche attività finanziaria che ovviamente si ritrovano sparse per la città. Però intanto cerchiamo di superare questi maledetti. Eccoli, abbiamo distrutto una macchina di $100.000, ragazzi. Ok, passiamo da questa parte. Attenzione, aia, maledizione, via. Eccoli. Vediamo se possiamo trovare magari un'altra automobile. Questa sarà mezza distrutta. Attenzione, vediamo se possiamo passare qui dalla destra. Possiamo addirittura tagliarci i capelli, magari non ci riconosceranno più. Ok, tentiamo di andare in avanti. Fammi passare, amico mio. Grande. Una bella Camaro degli anni 60. Questa potrebbe essere bella. Attenzione, intanto la polizia non ci ha più visto. Vieni qua, amico mio. Guardate che figa questa macchina. Vieni qua. Maledizione. Aio. Maledetto, ma questa dannata polizia proprio adesso deve rompere le scatole, proprio all'inizio della nostra avventura. Vediamo un po', dove sono questi maledetti? Lasciami in pace. Ok, perfetto, vediamo di procedere. Via. Trazione posteriore alla nostra macchinona, Ma perché non parte? Che ha? Maledizione.
Avrà la ruota davanti semi bloccata. Maledizione. Oh, abbiamo scoppiato una gomma. Maledizione, che sfiga. Vediamo di uscire. Oh, no, 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 no. Che brutta partenza, ragazzi. Che brutta partenza. Via, 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 via. Facciamo un po' le scimmie in mezzo a questa foresta di palme. Via, via. Qua, ma non c'è neanche un'entrata. Oh, no, 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 no. Oh, mamma mia, che sfiga. Alzati, Trevor, maledizione. Via, 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 via. Cerchiamo di recuperare un po' di vita. C'è addirittura l'elicottero dello Stato che ci rompe un po' le scatole. Cerchiamo di fuggire. Non voglio finire all'ospedale. Avanti, avanti qui dentro. Dove siamo finiti? Cioè, non mi sono neanche reso conto. Vediamo se possiamo uscire da questa parte. Avanti, Trevor, a tutta manetta. Andiamocene via di qui. Siamo già ricercati per non aver fatto niente. Cioè, aver bevuto solo un bicchiere di prima mattina e già essere ricercati. Attenzione alla nostra capocciona pelata. Una bella Jaguar proprio di quest'anno. Esci, brutto pelatone. Via, via, via. Questa macchina finalmente è adatta alle nostre condizioni. Via di qui, via di qui. Facciamo sfogare questo bell'otto cilindri. Ok, dov'è questo dannato elicottero? Ancora, maledizione. No! Cerchiamo di fuggire per le montagne, ragazzi. L'unica via di salvezza. Andiamocene verso le nostre montagne preferite. Allora, vediamo un po'. Cioè, non c'è neanche un attimo di pace. Cerchiamo di arrivare qui su. Cosa c'è qua sopra? Un bel negozio di armi. Perfetto, vediamo di procedere. Quanto manca? Vediamo un po'. 3 chilometri. Maledizione, ci inseguono. Vediamo di mettere un po' di musica per aumentare la nostra voglia di guidare. Vediamo un po'. Questa va bene. Ok, andiamo. Perfetto. Giriamo a destra. Tutta manetta. Attenzione. Ok, siamo proprio seguiti da centinaia di sbirri in questa bella mattinata di domenica. Ok, a tutta manetta. Abbiamo un bel po' di armi, una pistola mitragliatrice, una bomba adesiva e una bella pistola da caccia. Perfetto, attenzione, ancora 3 stelline. Ci sarà l'aereo della polizia ancora sopra di noi. Attenzione, ancora 3 chilometri. Cerchiamo di fuggire nelle montagne nebbiose, ragazzi. Ancora poliziotti davanti. Sarà un posto di blocco. Oh mio Dio, attenzione, lasciatemi in pace. Meno male che abbiamo preso questo bello 8 cilindri. Andiamo a tutta manetta. Attenzione, maledetti. Proprio non hanno un obiettivo questi poliziotti. Ti gettano addosso per distruggerti la macchina. Attenzione che forse qua davanti ho notato una piccola stradina secondaria dove ci possiamo infilare. Attenzione, oh mio Dio. Lasciatemi in pace, brutti maledetti. Via di qui. Attenzione, deve essere qui. Deve essere qui, deve essere da queste parti. Eccola, oh, non vedo un accidente. Ci siamo camuffati nella sabbia. Ok, vediamo di passare da questa parte. Bene, peccato che non è una macchina da rally. Vediamo di salire qui in alto, forse riusciremo a trovare una salvezza. Ma un po' di musica io volevo. Tutte persone che parlano, maledizione. Ok, qua su ce la possiamo fare. Attenzione, forse li abbiamo seminati. Le montagne sono sempre le migliori amiche, ragazzi, per nascondersi dalla polizia. Vediamo se ci possiamo nascondere in questo cespuglio. Ok, maledizione, non ci copre abbastanza. Andiamo. Forza. Grandi. Vediamo se possiamo nasconderci qui dentro. Oh mio Dio, non voglio cadere in basso. Qui può andare abbastanza bene, non ci vedrà nessuno. Possiamo anche vomitare qui dentro, Trevor, dopo aver effettuato tutto questo giro con 30 litri di whisky nello stomaco. Possiamo un po' divertirci a vomitare qui dentro, ok? Nascondiamo. Però si vede la nostra testa pelata, un po' più dentro. Un po' più dentro. Maledizione, ci sono dei poliziotti che hanno addirittura scavalcato le montagne, ragazzi. Dobbiamo stare attenti. Procediamo dritto. Maledizione, la nostra testa pelata risplende al sole. Vediamo se possiamo gettarci a terra in qualche modo. Proprio. Li abbiamo finalmente abbandonati. Ok, vediamo se possiamo andare da questa parte. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Come vi avevo detto, volevo guadagnare qualche soldino in più per investire i nostri soldi, perché è giusto effettuare così una sorta di storia secondaria controllata da me stesso. Però è importante impostarci degli obiettivi attorno ai quali dovremo ovviamente girare. Allora, cerchiamo di guadagnare un bel po' di soldi per comprarci quel bell'aeroplano. Intanto un bel po' di resistenza, come al solito. E quindi per fare questi soldi potremmo lavorare una vita intera al comune di Los Santos. Però io non credo che sia una delle attività migliori. Ci sono problemi? Mamma mia, che bella canzone. Pronti a partire? A tutta manetta. Queste canzoni sono davvero fighissime. Che musica è? Country, come al solito. Ah no, bella, rock di Steve Miller. Grande. Rockin' Me. Attenzione. Attenzione, amico mio. Oh mio Dio. Una macchina da $100.000. Attenzione, ma proprio ce la stiamo facendo a rotolare tutta la montagna. Allora, dove possiamo guadagnare un bel po' di soldi senza lavorare al comune di Los Santos per 50 anni e poi entrare in pensione? La mossa migliore: prendere una bella pistola e andare a fare una bella rapina al negozio, al rifornimento che abbiamo qui davanti. Ok, allora vediamo un po'. Wolle, eccoci arrivati. Attenzione, macchina davanti, motore acceso, pronti a partire, ragazzi. Che bella Jaguar semidistrutta. Abbiamo un bel fucile, no, AK-47 troppo da guerriglieri. Vediamo un po' l'uso con 4 colpi. Per forza la pistola dobbiamo prenderci. Fatemi passare, maledetti. Dammi tutti i soldi che hai. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Dobbiamo prenderceli noi. Maledizione. Datemi tutti i soldi che avete.
Maledizione, proprio non c'è nessuno al negozio. Apriti, maledetta cassa. Apriti. Niente, proprio siamo finiti nel negozio sbagliato. Non siamo riusciti neanche a far nulla. Però, visto che siamo arrivati qui dopo tutta questa foga, prendiamoci una bella coca e andiamo via. Ok, è qui. Eccola, grande. Vediamo di riempire il nostro stomaco. Ok, vediamo un po'. Ah, mi sembra che abbiamo recuperato un po' di vita. Perfetto. Ok, qua c'è qualche altra cosa che possiamo bere. Possiamo distruggere tutti questi frigoriferi. No, mi sa che possiamo ormai uscire. La nostra rapina non è andata abbastanza bene. Probabilmente il commesso non c'era. Vediamo di trovare qualche altro bel negozietto. Ok, ma mi sembra che non era un negozio, che era una specie di benzinaio. Però vediamo di procedere. Ah, partiamo. Perfetto, ok, abbiamo 127.000 dollari, però un altro modo per investire i nostri guadagni, ragazzi, sono le azioni. Adesso vi farò vedere come investirle nella maniera migliore. Intanto vediamo di procedere verso il nostro obiettivo principale, vediamo di scendere in centro, perché sicuramente ci saranno più negozi, magari verso un bel, come dire, una bella zona sconosciuti e folli, perché queste missioni secondarie davvero ci possono far guadagnare anche parecchi soldini. Bella derapata, mamma mia, cerchioni da 18 completamente distrutti, ragazzi, un vero peccato. Comunque, possiamo anche effettuare qualche bella gara clandestina in compagnia del nostro Trevor, però dobbiamo anche pulirci, dopo aver, come dire, sudato 20 camicie inseguiti dalla polizia, possiamo fare qualcosa di diverso. Ok, allora vediamo che ore sono, diamo un'occhiata, prendi il telefono Trevor. Allora, addirittura ci è arrivato un messaggio, attenzione, mai guidare col telefono in mano, ragazzi. Allora, vediamo un po', l'appuntamento che avevamo appunto è stato spostato, una sorta di missione principale. Molly, la nostra cara amica per il mal di testa, qui si presenta davanti a noi. Vediamo di chiudere perché è meglio guidare col telefono in tasca. Allora, procediamo dritto, vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante qua vicino. Andiamo, intanto sentiamoci questa bella musica che è fantastica. Ok, eccoci arrivati. Allora, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa di interessante qui dentro. Eccoci arrivati, vediamo di posare la macchina qui vicino. Qui c'è un negozio davvero di lusso. Vediamo se possiamo fare qualcosa qui dentro. Vediamo un po', però non è meglio, non è ottimo presentarsi con una pistolona in mano. Allora, possiamo uscire le armi qui dentro? Mi sembra di no. Allora, avete qualcosa di bello per noi? Vediamo, adesso ci cambieremo anche i nostri capelloni. Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Questi sono carini, Vediamo un po'. Ah, il nostro caro Trevor finalmente con qualcosa di degno addosso. Questo sembra addirittura da messicano. Vediamo se c'è qualcosa di interessante sul bianco. Quanto costano? 5.000 dollari. Completo sabbia. Questo sembra abbastanza interessante. Vediamo di prenderlo. Finalmente un vestito degno per il nostro caro amato Trevor. Sembra adesso proprio adatto al suo stile. Vediamo un po' cosa c'è. Maglie. Un abito ovviamente scuro ci serviva per ovviamente sembrare un azionario di borsa. Vediamo un po'. Ok, mi sembra che qua avevo visto anche un bel come dire, un bel barbiere. Vediamo di essere conformi alla nostra bella automobile. Facciamo di Trevor un signore, ragazzi. Ok, scendiamo di qui. Perfetto. Accenditi, maledizione. Start. Maledizione. Ok. Andiamo, benissimo. Allora, dopo aver comprato in centro un bel abito scuro, vediamo di trovare adesso qualcosa di più interessante. Allora, vediamo se possiamo trovare un bel barbiere adesso, Intanto dobbiamo procedere dritto. Perfetto, andiamo a tutta manetta. Alla ecco, perfetto, qua c'è addirittura mi sembra che questo sia un negozio per le automobili. Vediamo se possiamo effettuare qualche bella rapina. Ok, attenzione. No, questo non è un negozio per automobili. Qua vendono ovviamente munizioni. Vediamo se possiamo raccogliere qualcosa. Ok, eccoci. Ammunition, vediamo se possiamo fargli svuotare la cassa, ragazzi, Attenzione, forse ci riusciamo con un bella K47. Amico mio, avanti, andiamo alla pistolona. Non ce la facciamo, maledizione, questa ha troppe armi, meglio di lasciare perdere. Ok, vediamo un po' di munizioni per la nostra pistola. Pistola P, storditore. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. MG da combattimento, oppure un po' di munizioni per il nostro fucile a pompa. Un bel mitra, questo potrebbe essere interessante. Vediamo di mettergli un bel caricatore esteso, perfetto. E magari anche una bella colorazione nera, anzi colorazione militare. Questa sembra abbastanza figa. Ok, adesso sicuramente abbiamo le armi per rapinare l'intera zona. Eccolo qui il nostro caro mitra, il nostro caro fucile d'assalto, il nostro caro, come dire, la nostra cara carabina a innesto. Mi sembra che sia appunto da questo. Eccolo qua, perfetto, il nostro mitra. Bene, vediamo di uscire direttamente da questa parte, adesso che abbiamo fatto il pieno anche di munizioni. Bene, dov'è la nostra macchina preferita? Io direi, ragazzi, se troviamo un negozio da rapinare ci gettiamo immediatamente su di esso, altrimenti vediamo di continuare direttamente la nostra missione sconosciuti e folli. Ok, siamo partiti? Bene, andiamo a tutta forza. Chiudi lo sportello, amico mio, se no te lo chiudo io. Bene, allora procediamo dritto. Benissimo, cerchiamo di stare attenti. Sa che dobbiamo ancora procedere per qualche altro chilometro. Bene, molto bene. Ok, continuiamo. Andiamo da questa parte. Ok, attenzione.
Perfetto. E il problema è che ho solo che prima avevo come pistola, come arma solo quella dannata pistolina. Invece adesso con il mitra leggero ce la possiamo cavare in qualche combattimento con la polizia. Ok, vediamo di procedere. Oh, che succede? Attenzione. Ah, la risposta alle nostre preghiere. Un bel furgone blindato della banca di Liberty City. La risposta alle nostre preghiere, ragazzi. Allora, vediamo se possiamo fare qualcosa. Eccoli che stanno caricando il malloppo di dietro. Meno male che abbiamo comprato il mitra, ragazzi. Ok, attenzione. Attenzione. Lasciatemi in pace. Lo sapevo. Vieni qua, maledetto. Vediamo, ragazzi, abbiamo le bombe in mano. Vediamo di far saltare tutto. Eccoci, eccoci. Andiamo, facciamo scoppiare tutto. Datemi quel dannato malloppo. Perfetto, abbiamo fatto saltare tutto in aria. Quanto c'era qui dentro, maledizione? $3.000, perfetto, poteva andare abbastanza bene. Però adesso abbiamo nuovamente la polizia alle calcagne. Abbiamo recuperato i soldi del vestito. Accenditi, perfetto, si è acceso al primo colpo. Grandi, dove sono questi dannati poliziotti? Ancora dietro di noi, dov'è la pistola mitragliatrice? Perfetto, eccoli. Venite da questa parte, maledetti. Eccolo qua, dove sei? Lasciaci in pace, lasciaci in pace. Ah, vediamo di procedere. Allora, abbiamo recuperato circa $3.000. Attenzione, che cos'è questo? Attenzione, attenzione. Mamma mia, abbiamo utilizzato quella specie di arcata giapponese, non mi ricordo il nome. Comunque, guardate che figa. Abbiamo effettuato una sorta di azione particolare con la nostra macchinona. Aia, acrobazia fallita, le nostre povere sospensioni. Scendiamo da questa parte, ragazzi. Oh mio Dio, dove siamo finiti? Oh no 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 no. Scendiamo di qui, attenzione, povere sospensioni. Mi sa che siamo finiti. Siamo finiti. Ancora tiriamo avanti. Dai che ce la facciamo. Andiamo, scusi signore, mi faccia passare. Suoniamo il clacson. Maledizione. Permesso. Permesso. Oh no, niente ragazzi, qua non c'è niente da fare. Mi dispiace, ma il nostro vestito lo dobbiamo mettere già in lavatrice. Eccoci. Andiamocene via. Andiamocene. Forse utilizzando questa mossa dell'acqua riusciremo a fuggire. Allora, abbiamo recuperato $3.000 con quel furgone blindato. L'abbiamo fatto saltare in aria. Però purtroppo ci siamo beccati un bel proiettile nella spalla destra. Abbiamo nel vestito stampato un bel proiettilone di una calibro 50. Intanto vediamo di fuggire. Questa deve essere fogna, ragazzi. Il nostro vestito mi sa che lo possiamo prendere e buttare. Ok, eccoci arrivati. Avanti, vediamo. Cadiamo soli addirittura. Forse sarà la ferita che abbiamo nella spalla che ci fa così male. Ok, vediamo di uscire. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo di andare in avanti. Allora, voglio fare questa dannata missione degli sconosciuti e folli. Vediamo se possiamo guadagnare qualche soldino. Attenzione, attenzione, qua c'è un altro pellatone che ci vuole imitare. Ehi, che hai comprato il vestito uguale al nostro? Dov'è? Eccolo qua. Che vuoi combinare? Stai attento, stai zitto. L'edizione. Volevi imitarci, con questo dannato vestitino. Posiamo il fucilone, ragazzi. L'abbiamo ucciso con un pugno. Io volevo fare un pochino di guerriglia qui in strada, però mi sa nulla. Allora, vediamo un po'. Siamo finiti nella parte di periferia. Vediamo se possiamo ottenere un'altra bella macchinona. Intanto dobbiamo procedere sempre dritto. Ok, attenzione, ancora polizia. Calma, qui ci sono dei ragazzoni che continuano a bere. Calma, amica mia. Aia. Maledizione, mi fai salire in questa dannata macchina. Avanti, è roba mia. È roba mia. Scendi, cinesino. Ok, perfetto. Allora, vediamo se possiamo procedere finalmente verso questa dannata missione. Andiamo. Ok, però questo sub è abbastanza figo, Ok, vediamo se possiamo andare immediatamente al nostro luogo principale. Oh, perfetto, attenzione. Qua ci sono negozi da rapinare, vediamo un po'. Forse da questa parte, vediamo se possiamo fare una visitina. Mi sa che è mezzo chiuso questo posto. Sì, mi sa che non possiamo fare nulla. Vediamo di procedere ancora dritto in avanti. Perfetto. Allora, a circa 1 chilometro ci sarà la nostra fantastica missioncina. Vediamo se possiamo arrivarci. Un po' disterrato. Ok, calma, maledizione. Oh, attenzione, amico mio. Ancora la polizia. Cioè, ma non è stata colpa mia. È stato lui che non ha visto la macchina. Maledizione, ancora. Vediamo se adesso in fischio arriviamo direttamente alla missione e la facciamo anche con la polizia di dietro. Ok, perfetto. Procediamo.